Un evento speciale qui a Chiaramonte Gulfi, vero? Sì, siamo alle ultime battute finali, come vedete già i carri iniziano a prendere colore. Questo sarà Chiaramonte in questi 3 giorni di carnevale, il carnevale più bello degli Iblei. Sono 3 carri? Sì, sono 3, questo è uno dei carri in concorso dal tema Sveglia Carnevale. Quindi un gruppo storico che ha realizzato carri allegorici per diverse edizioni, ritornano a realizzare questa bellissima opera d'arte dopo 5 anni di fermo. È un carro enorme con dei movimenti molto particolari e mi piace ricordarlo, sono tutti movimenti realizzati sin dal primo momento dai ragazzi direttamente. Allora, andiamo a scoprire anche gli altri carri? Sì. Fateci sapere intanto da dove siete collegati e facciamo i complimenti ai ragazzi che stanno lavorando, pensate, anche di notte per rendere possibile il carnevale di Chiaramonte Gulfi. Guardate qui quanti giovani. Questo anche è un'altra bellissima opera d'arte che rappresenta Chiaramonte, buona parte di Chiaramonte, come vedete Re Carnevale che abbraccia il comune di Chiaramonte, la classica scalinata del comune di Chiaramonte. Anche qui tutti i ragazzi che dal primo momento si sono messi a disposizione per realizzare tutto ciò. Come vedete carri costruiti di sana pianta dal progetto fino al risultato finale che vedete è quasi completo. Un posto in cui in questi 2 mesi si respira aria di carnevale, aria di socialità. Qui ci sono diversi gruppi, tanti ragazzi di diverse età che per oltre 2 mesi lavorano insieme, stanno qui notte e giorno, veramente senza limiti d'orario, per realizzare tutto quello che state vedendo. Il nostro ringraziamento, ripeto, va ancora una volta ai ragazzi che da 2 mesi a questa parte sono riusciti a realizzare queste bellissime opere d'arte. Questo è un altro carro che rappresenta Ciao Darwin, siamo tutti matti. Oltre 40 anni di storia, una tradizione che si tramanda da generazioni a generazioni. Ancora qui vediamo qualche papà, qualche nonno che aiuta i figli e i nipoti nella realizzazione di queste bellissime strutture. Ma non finisce qui, perché qui ci stanno i papà, i ragazzi, ma a casa ci stanno le mamme e le nonne che realizzano i costumi. E sappiamo che ci sarà un momento dedicato anche al buon cibo. Un momento dedicato al buon cibo sicuramente, perché Chiaramonte ovviamente è noto per la sua salsiccia che quest'anno curerà il ristorante Maiore, e avremo 2 momenti, la domenica a pranzo con lo stufato e la salsiccia e il lunedì sera con la 41esima sagra della salsiccia. Quindi capisce bene, oltre 41 anni di storia per il carnevale di Chiaramonte. Non resta altro che lanciare l'invito, quindi a chi ci sta seguendo fateci sapere da dove ci guardate, facciamo i complimenti a tutti i giovani che stanno lavorando qui in quest'ore della notte e ci vediamo il 2, 3 e 4 marzo a Chiaramonte Gulfi. Lavorate anche di notte? Sì, diciamo di sì, anche perché il tempo stringe e l'obiettivo è dietro l'angolo e ci stiamo preparando. Come potete vedere già siamo con le prime basi passate, dei colori. La tradizione qui a Chiaramonte ci unisce al carnevale sin da piccoli, quindi a qualsiasi età, anche senza dai più grandi ai più piccoli. Infatti, come potete vedere qui è pieno di persone di qualsiasi età. Cosa si prova nel vedere tutti questi ragazzi impegnati a realizzare queste opere d'arte? E qui c'è vita, c'è veramente il senso della vita, fare comunità, confrontarsi anche nelle divergenze, ma questo significa che la città è pronta e si sta preparando a un bellissimo evento. Qui c'è un concentrato di energia che il 2, il 3 e il 4 sarà veramente un'esplosione durante tutta la sfilata.
Chiaramonte è la città del maiale, abbiamo ristoranti che offrono bellissime pietanze a base di maiale, capite bene che a Carnevale stufato di maiale, salsicce di maiale sono come dire quei piatti principali che dire Chiaramonte e dire salsiccia di maiale, le persone della provincia di Ragusa sanno fare benissimo questo connubio. Quindi a Carnevale, la domenica a mezzogiorno e il lunedì sera ci sarà la sagra che completerà quell'offerta come dire, ricettiva che permetterà a tutte le persone, le famiglie, che hanno giovani, meno giovani, di poter godersi lo spettacolo del Carnevale di Chiaramonte. Bene, grazie Sindaco, noi andiamo a sbirciare, vediamo. I ragazzi di questo carro. Allora ragazzi, il vostro carro si chiama? Sveglia Carnevale. Sveglia Carnevale. Siamo impegnati sempre praticamente, non c'è più pausa. Siamo agli sgoccioli, quindi dobbiamo lavorare senza sosta. A che punto siete per adesso? Siamo alla fase di rifinizione, ci stiamo apprestando alle ultime, diciamo, agli ultimi particolari. E Luigi ha scelto, diciamo, i colori insieme ad altre persone, ovviamente. Che movimenti ha questo carro? Questo carro ha il cupo centrale del carro è questo clown. Si muove sia la testa, più sezioni, le palpebre, le mani, le braccia. E poi dietro ci sarà, oltre a questo contorno dei petali che si vedono a fare da cornice al carro, anche un'altra maschera che esce, diciamo, a sorpresa. Quindi Ci vogliamo anche dire che poi verrà tutto riempito di luci che creerà un effetto particolare. Poi per rendere il movimento più fluido abbiamo utilizzato dei motori elettrici e delle bielle, non quelli idraulici che magari fanno... Sì, questo ci teniamo sempre a precisarlo perché insomma danno lo stesso effetto. Sì, sono molto più fluidi, insomma. Diciamo, i movimenti sembrano più umani e non sono rigidi esatto, come, esatto. come quello idraulico. Siamo piccoli, vogliamo crescere e vi aspettiamo. Ci vediamo 2, 3, 4 marzo a Chiaramonte Golf. cosa state facendo? Qui stiamo facendo dei tubi per passare dei cavi dentro il binario del treno. Gli altri ragazzi, il vostro carro si chiama? Chiaramonte Express. Il ritorno del Re Carnevale. Lo vediamo proprio lassù in cima, il Re Carnevale. Avete poi riprodotto anche la scalinata che c'è davanti al municipio? Sì, esatto. Stiamo cercando di ricreare questa scalinata del comune con questo Re Carnevale sopra questo treno che ritorna, diciamo, da un lungo viaggio, che è il nostro viaggio nel Carnevale di Chiaramonte. Con una valigia comunque Con piena le di valigie ricordi. piene di ricordi, dei nostri ricordi dei carnevali passati. Ma che età avete iniziato a partecipare ai lavori di un carro? Io ho 17 anni. Bene o male, tutti la stessa età, 16-17 anni. Ad oggi ne abbiamo chi 23, chi 24. Quindi Questo diciamo dimostra la tradizione che si tramanda da padre in figlio, sembra una cosa fuori del luogo, ma qua succede questo. I ragazzi hanno iniziato i loro genitori e loro stanno Esatto, continuando. comunque si inizia molto giovane, comunque, come possiamo anche. Come vedete anche Quanti anni hai tu? 11. Tu? 16. Di cosa ti occupi tu? Io incarto e taglio fili di ferro. E tu invece? Passare in rete, incartare. Ognuno ha un proprio compito, quindi? Sì, esatto, vabbè, i ragazzi un po' si adattano a tutto, noi siamo un po' più specifici. Questo carro c'è tutta questa parte posteriore con il Re Carnevale, si gira e poi questo Re Carnevale si alza e si mette quasi in piedi. Sì. Poi ci sono queste valigie che si aprono e chiudono e poi c'è il treno che, diciamo, fa tipo quasi un'oscillazione si muove tipo così. Oscilla, sì. Qui ci sono i comandi idraulici per i movimenti del Re e di tutta la parte posteriore. Ma quando avete iniziato a preparare questo carro? Siamo qua da circa Inizio di gennaio. sì, inizio di gennaio. Sì, ci sarà la sagra e tanto divertimento assicurato. tanta musica e tanti colori e tanta festa. La musica sia per i grandi che per i piccini. esatto. Chiaramonte è famoso per far divertire i bambini, le famiglie e nella tarda serata anche i giovani. Quindi nella fase della giornata verranno fatte tante musiche adattate. Attività per coinvolgere tutto il paese. Tutte le fasce e chi anche viene da fuori. Specialmente Esattamente. chi viene da Vi fuori. arrivano tanti complimenti, noi salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia e Onda TV che ci stanno seguendo, presto anche un servizio. 2, 3 e 4. Grazie e complimenti ancora e buon lavoro. Amici, allora qui si continuerà a lavorare sino a tarda notte. Siamo a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, la provincia più a sud della Sicilia.
E questi sono in anteprima per voi i 3 carri allegorici che sfileranno nelle giornate del Carnevale. Ciao a tutti!